Federalberghi e i Tusini, perché? Cosa succederà a livello concreto? Allora, principalmente due motivi fondamentali. Il primo è che uniamo Tusini a tanti altri istituti con i quali noi già da anni collaboriamo e quindi chiudiamo il cerchio di tutti quelli che sono le collaborazioni e le convenzioni che abbiamo realizzato con istituti del territorio per avvicinare i giovani, perché parliamo tanto di nuove generazioni, di seconda generazione, di inserire i giovani all'interno di quello che è il comparto del turismo e quant'altro, e quindi noi categorie dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio, dobbiamo essere i primi a investire sul futuro e sui nostri giovani. Il secondo motivo è collegato all'enogastronomia, perché turismo, sì, è vero, è lago e quindi balneazione, però è anche sempre di più il fatto di far conoscere i nostri prodotti locali, quindi il fatto che Tusini abbia all'interno, sviluppato nel proprio interno del percorso formativo, una sezione dedicata a quella che è la produzione dei vini. Il nostro scopo è quello di divulgare la conoscenza a livello promozionale di queste 4 etichette nuove.